i bambini, no? L'evento ha toccato purtroppo anche i bambini, quindi quando dovevamo arrivare a quelle anime più piccole è inevitabile che ti abbassai psicologicamente, quindi ecco, quegli sguardi là, quell'approccio lì con la vita umana così debole, quello resta ancora in tutti noi. 3 ottobre 2023. Un anno dopo sono ancora vive le immagini nella mente di chi quella sera fu tra i primi a intervenire a Mestre, quando alle 19:45 il bus della società La Linea precipitò dal cavalcavia. Una caduta di 10 metri, le batterie che presero fuoco, 21 persone, dopo pochi mesi diventeranno 22, che persero la vita, tra cui l'autista Rizzotto. Uno scenario impensabile, e in quei 7-8 minuti che ci abbiamo messo dalla caserma fino al luogo, quello scenario era inimmaginabile. Ma in un contesto così sconvolgente, Giuseppe e i suoi colleghi sono riusciti a mantenere la lucidità per cercare di portare in salvo più persone possibile, nonostante per molte fosse già troppo tardi. È stato forse l'intervento più delicato al quale ci siamo approcciati insomma, nell'ultimo ventennio almeno, no? E abbiamo fatto sicuramente altri tipi di intervento, anche dopo quel 3 ottobre ne abbiamo fatti altrettanti di interventi, però di quella dimensione, almeno mi ricordo, non ne abbiamo fatti, quindi come a livello professionale credo sia stato l'intervento più difficoltoso da approcciare. Personalmente non mi sono reso conto eh, di tutta quella dimensione. Quando ci siamo fermati invece un attimo, che abbiamo fatto diciamo, le prime fasi di estrazione, no? Che abbiamo portato fuori circa 25-30 persone. E ecco, il momento più toccante per me che mi rimane ancora è forse aver visto tutte le bare di persone sotto il cavalcavia. Difficile cancellare dalla mente quei momenti. La scorsa settimana sono passato e ho visto ancora i fiori sul luogo. E beh, insomma, ricordarselo quella sera con tutti quei lampeggianti, con tutto quello che presentava lo scenario, non è ancora semplice, no? Sebbene soccorritori, sebbene addestrati, quando ci si ferma, come dicevo, la psicologia è anche nostra, quindi la debolezza, il confronto con gli affetti familiari, il confronto con la vita quotidiana c'è anche in noi.